Così. Posso? Oh, prego, mi scusi. Grazie, Prego. grazie mille. 5 minuti, poi devo tornare al lavoro. Anch'io una boccata d'aria prima di ributtarmi chiuso in banca fino a stasera in mezzo ai problemi. Banca. In mezzo ai problemi degli altri. Prego? Dico, lei lavora in banca in mezzo ai problemi degli altri ed è su questi problemi che voi delle banche ci fate i soldi. Oh, mamma mia, un altro luogo comune sulle banche. È luogo comune, è un dato di fatto per quanto mi riguarda. Perché lei che problemi ha con la sua Lasci banca? stare, lasci che non tocchi, guarda, sono nervosissimo. Cioè, la settimana scorsa mi hanno raddoppiato le spese del conto senza neanche avvertirmi, pensi un po'. Non le va bene? No, che non mi va bene. Allora anziché lamentarsi chiuda il conto. È arrivato lui a dar cioè, guardi, è la prima cosa che ho fatto. Ho mandato una lettera, una mail, mi è rimbalzata immediatamente indietro. C'era scritto che la mia mail conteneva dei termini proibiti dalle loro politiche aziendali. Politiche aziendali? Sì, guardi, c'è scritto proprio così: termini proibiti dalle loro politiche aziendali. Se vuole gliela leggo anche, cioè ce l'ho qui, è tutto il giorno che la leggo e la rileggo, cioè veramente io non ci ho trovato nulla di strano. Vabbè, insomma, parte così, guardi. Allora, vabbè, Milano, 4 novembre, carissime brutte merde. Cosa c'è? Forse, dico forse, ho intuito che cosa potrebbe aver leggermente infastidito la sua banca. Ah sì, di già. Deve sapere che in banca c'è un filtro che blocca in automatico le email che contengono dei termini inappropriati. E l'espressione brutte merde... No, carissime brutte merde. Carissime brutte merde, sì. Espressione con la quale ha elegantemente aperto la sua email. Complimenti, Grazie. Vedo che lei ha fatto le scuole alte. Classico? Sì, classico che ha fatto la terza media e si è fermato. Ecco. Quell'espressione va in contrasto con i parametri imposti dal sistema informatico bancario. Quindi cosa ha fatto il sistema? Ha rimandato l'email al mittente, cioè lei, ma non è colpa nostra, è colpa del sistema. È un bel sistema di merda, direi. Leopardi, se non cambia l'inizio, questa email non arriverà mai. Basta cambiare l'inizio. Cambi l'inizio. Dai, mi dia una mano. Cosa possiamo mettere? Mettiamo stronzetti. È sempre una parolaccia. Merdine. È uguale. Gentili cacche. Teniamo quella, gentile. Cosa ci mettiamo di fianco? Gentile? Gentile? Gentile B? Gentile ba? Ah. Gentile ba? Bastardi. No. Gentile ba? Ban? Bank? Cazzo, manca una lettera, come logica. Sta scrivendo una lettera a una banca. Gentile banca. Ecco, gentile banca. Gentile banca. Sì. A me sembrava che carissime brutte merde fosse un po' più informale. È molto più informale, però vada sul classico, così chiude le mail e chiude anche il conto, ha visto? Ma così arriva. Quanto ci abbiamo messo? Niente, ha ragione, correggiamo. Allora, guardi, per sicurezza le leggerei anche come continuerebbe, perché la lettera, insomma, l'avevo già scritta, modificandola come dice lei. Gentile banca, sono incazzato nero. No. No, non va bene quell'espressione. Perché? Non è politicamente corretta, un'espressione razzista da cui la banca giustamente prende le distanze. No, io poi non so per niente razzista, anzi io sono razzista coi razzisti, no, per l'amor di Dio, no. Allora, vediamo, incazzato nero no, possiamo mettere rosso dalla rabbia, No, il rosso non va bene, è un colore troppo politicizzato, il rosso. Rosso. Caspita, non c'è neanche più il partito comunista, scusi. Sì, ma perché rischiare? Adesso poi che la sinistra sta alzando un po' la testa, stia buono, aspetta a schierarsi. Bravo, vedi che non lei è del settore, allora, via, mettiamo allora sono incazzato come una scimmia. Perché cosa gli ha fatto il WWF? C'è niente, scusi, va bene, c'ho anche l'adesivo sulla panda. Il panda sul panda, il panda al quadrato. Infatti è una panda 4x4, esatto. Allora, vediamo un attimo. Allora, incazzato nero, no, non va bene. Rosso dalla rabbia, nemmeno incazzato come una scimmia, neppure. Ecco, cosa possiamo mettere di incisivo per far capire che sono arrabbiato e che ce l'ho con loro? Ma scusi, ma la rabbia è sua, la banca non c'entra niente. Vabbè, ho capito, sono arrabbiato con la banca. Scusi. Sì, ma è sua la rabbia ce l'ha dentro qua, lei ce l'ha dentro. Ma c'è un motivo, c'è la banca. L'ha fatta l'antirabbia, lei è rabbioso. Cosa c'entra, scusi, Allora, cerchiamo di scaricare questa rabbia. Faccia un bel respiro. Si rilassi, un bel respiro. Dai, su dritto con la schiena, faccia un bel respiro. È importante respirare, sa. Lo sai che se non respira muore? Ma dai, pensi un po', io pensavo di fare tutto dicembre in apnea invece. No, faccia un bel respiro, respiri. Dai, respiriamo. Bravo, adesso focalizziamo la rabbia. Eccola lì, la vedi la forma della rabbia? Sì. Ecco, focalizziamola. Possiamo metterla di là, perché la banca è da quella parte. Perdere la banca, la rabbia, dico, cerchiamo di focalizzare il nemico. Sì, ma visto che mettiamola là, così almeno una volta vista la rabbia, dopo giro a destra sono in banca, capito? Respiri, un bel respiro profondo. Lei ha bisogno di sbloccare il chakra. Cos'è? Non so neanche se ce l'ho io il chakra. Ce l'abbiamo tutti. Ce l'ho. Ma lei magari ce l'ha piccola, ma ce l'ha, sì. Perché devo avercelo piccolo? Scusi, non posso avercelo come tutti gli altri. Respiriamo. Bravo, che sguardo intelligente. Grazie. Come va? Come si sente? Mi gira un po' la testa, sinceramente. Mi girano meno i coglioni, però la testa tantissimo adesso. Allora, diciamolo. Però sono più rilassato. Ma ragione, sono più incazzato. Ha ragione. Veramente. Gentile banca, possiamo scrivere così. Non sono più incazzato, anzi, sono rilassato come una scimmia di sinistra nel continente nero. Sì, parapozzi pozzi pa. Parapozzi pozzi pa.
La mettiamo paraponzino? No, ma che la mettiamo? Non perdiamo l'energia. Dai che abbiamo trovato il canale giusto. Vado avanti, dai, così. Andiamo avanti. E continuava così. Sono veramente rilassato, perché avendovi raddoppiato le spese del conto, voi praticamente me lo avete messo nel... No! Sì! No! Sì! Non ci credo. Così avevo scritto. Ma lei è pazzo! Ero infuriato! Ma lei non può usare questo termine con una banca, è una parolaccia! No, è un termine anatomico! È un termine anatomico, ma usato così il sistema non lo prende. Lo so, ma così lo prendo io però! Per piacere, cambi questo termine. No, non lo cambio. Lo cambi, No, non lo questo cambio. termine. No. Deve cambiare il termine. No. Mettiamo mettere in quel posto! Mettere in quel posto è uguale. No, non è uguale, non ho specificato dove. Non c'è mica bisogno di Google Maps per trovarlo quel posto. No. No, dai, non va bene. Faccio una cosa. Teniamo quella parola, così devono capire che io sono veramente altamente arrabbiato. Lei, che è bravo, faccia un magheggio, la camuffi, lei è forbito. Dai, su, avanti, dai. Lei vuole che io, in una lettera sua nella banca, usi la parola culo. Scusi, non ce l'ho con lei, anche se un po' la faccia. Guardi la banca, va? Allora, aspetti un attimo. Bisognerebbe trovare l'accezione positiva al termine. Cioè? Tutte le parole hanno una valenza che è estrinseca al significato della parola, se è decontestualizzato dalla struttura logica nella quale è inserita. Ha capito? No, però penso di essere sulla buona strada, insomma. Vediamo un attimo, Foscolo. Se provassimo a invertire la frase, come suonerebbe? Gentile banca, virgola. Che culo che mi avete raddoppiato le spese del conto. Ho capito, ma scusi, così cambia completamente significato però. Sì, ma così il sistema userebbe quella parolaccia culo che lei vuole usare, perché in questo caso culo diventa sinonimo di fortuna e il sistema l'accetta perché è un termine positivo, fortuna. Ho capito, ma qui gira e rigira, quello che lo prende sempre nella fortuna sono sempre io. Vabbè, ma basta con questa negatività. Ma basta, no, cavolo, basta. Ma la smetta con questo atteggiamento, la banca mi deve, la banca deve... La smetta di domandarsi quello che la banca può fare per lei, inizi a chiedersi io cosa posso fare per la banca. Boh, posso magari rifare la facciata, cioè non lo so, c'è anche il 110 adesso, solo che poi magari mi metto a lavorare, mi chiedono la CILA, non ce l'ho e i vigili si incazzano in ghisa. Cioè, lei è rancoroso, non lo so. lei è tignoso, respiri, lei ha tutta l'energia. Mi ha fatto arrabbiare, scusi un attimo. Lei trattiene tutto, lei non li ha persi i capelli, eh? No? No, le crescono al contrario. Implodono. Bravissimo. Ecco perché ogni tanto sento pungere la lingua, magari ho le doppie punte e non me ne sono accorto. Cioè. Lei ha bisogno di liberarsi, dritto, respiriamo, su. Lei... Ma lei va di corpo? Cosa c'entra? Scusi un attimo. Mi dica se va di corpo. Ma sì che ci vado. 2 o 3 volte al giorno? Ma ci faccia un po' di affari suoi anche. Vengo a controllare No, domani non viene a casa mia, scusi un attimo. Lei va di corpo? Sì sicuro? che ci vado, sì. È una volta che è andato di corpo. Alza l'asse per vedere cosa Ma fa. lei è uno schifoso, io tiro l'acqua, scusi un cosa attimo. tira l'acqua? Mica sto lì a guardare quella roba. Ma mica si deve vergognare, guardi che l'ha fatta lei quella roba. Mica gliel'ha portata il fantasmino della merda, Ma lei è uno schifosissimo, scusi un attimo, ma lei è matto. Ma non capisce che quello è il suo corpo, è un SMS che le sta mandando il suo organismo. Lei una volta che va di corpo deve alzare l'asse, deve guardare se internamente, liberandosi, non ha perso dei capelli. Ma secondo lei sto lì a guardare se ci sono degli stronzi con la frangetta? È quello che deve fare, è quello. Ma lei è malato, io sono malato. Sì, ho capito. Ma lei ha cambiato atteggiamento. Ma lei è uno schifoso, che l'ha letto la banca. E la finisca con questo atteggiamento. Ti ricordi che la banca, con il suo atteggiamento umano e pacifico, è qui solo per aiutarla. No! Caro il mio signore, lei prenda atto che in questo preciso momento ha sparato un'emerita puttanata! Vabbè, allora se io ho sparato una... Mi spieghi una cosa. Lei mi dica dove trova al mondo un'azienda che 7 giorni su 7, 24 ore su 24, le dà la possibilità di inserire una tesserina magnetica in una fessura e le dà in cambio dei soldi. Cioè, scusi, ma sta parlando del bancomat? Il bancomat? Dove sono soldi miei? No, glieli sta dando la banca. Sì, prima gliel'ho dati io, però sennò col cazzo che me li danno. No, ci lasci perdere il prima. Lasciamo perdere il prima. Ma cos'è che stai dicendo? Adesso questi soldi, adesso glieli sta dando la banca. Ma sono soldi miei, scusi un attimo, ho fatto un conto. Mi danno i soldi perché gliel'ho dati io, c'ho un PIN e c'ho un bancomat. Prima è arrivato il PIN, poi il bancomat, che se insieme sono in culo, dice no, non si può dire. E cioè, scusi un attimo, c'è anche il codice PUC perché io spesso blocco il PIN. Scusi. Ma smetta di essere così rancoroso! Ma non c'entra di lei, ha bisogno di sbloccare il chakra! Non ce l'ho il PUC del chakra. Ma che cazzo c'entra il PUC del chakra? Inizia a respirare dritto con la schiena. Io. Cambiamo vocali, sembro un asino. Respiri, avanti. Lavoriamo sulla rabbia. La banca non è un nemico. E lo dica. E credici, la banca non è un nemico. La banca non è un nemico. Avanti, rilega l'email. Ecco.
Gentile banca, virgola, che culo che mi avete raddoppiato le spese del conto senza avvertirmi, tra l'altro. Tuttavia, pur apprezzando questo vostro modo umano e pacifico di trattare i clienti, avrei deciso con forte rammarico di chiudere il conto da voi. In fede, la vostra scimmia di sinistra, nel continente nero, parapunzi, punzi, pa, punto e i, oh. Addirittura si commuove, come le sembra? È meraviglioso. È una cosa meravigliosa. Faccia coraggio. Lei sa usare le parole giuste nel modo giusto. C'è solo una cosa che non ho capito, se mi permette. Se mi permette. Prego. Ma dico, ma dopo una così sentita, appassionata, vissuta dichiarazione di stima nei confronti della sua banca, ma perché vuol chiudere il conto? Ma sa che ha ragione. E questa sera, quando tornerà a casa, dia una carezza ai suoi bambini e dica che gliela manda l'impiegato della sua banca, perché si ricordi che la banca siamo noi, ma la banca è anche lei. Quindi siamo un tutt'uno. E pensi che io prima stavo dando allora delle merde a voi, ma anche a me? Ecco, a noi ci lasci fuori. Vengo fuori con voi a formare un tutt'uno. No, lei rimanga qua. Respiri, respiri, respiri. E si ricordi che ovunque lei andrà, la nostra banca sarà sempre lì, dietro le sue spalle.